Talvolta, girovagando tra i paesi del Friuli, ci si imbatte in curiosi affreschi devozionali di varie epoche, realizzati in altarini, edicole e pareti di case rurali, di chiese e di osterie. Spesso l'autore è ignoto e, in altri casi, l'espressione e la mano dell'artista sono riconducibili al pittore grazie alla sua firma e alla sua impronta stilistica, che un esperto riconosce con relativa attendibilità. Nel mondo dell'arte la produzione artistica povera è spesso rappresentata dall'arte naif. Il vocabolo è preso in prestito dal francese e più o meno significa ingenuo. La pittura naif dunque è spesso interpretata da artisti autodidatti e di estrazione culturale modesta, che non hanno legami con la realtà accademica. Le opere sono per lo più lo specchio poetico di una realtà quotidiana ritratta in forma semplice, quasi infantile, in cui la prospettiva, gli impianti del disegno e i colori mostrano appunto l'ingenuità e l'improvvisazione dell'artista. L'arte naif evoca erroneamente una creatività umile e di scarso valore. In realtà questa attività ha trovato un posto di tutto rilievo nella storia dell'arte e molte opere sono tuttora conservate in prestigiosi musei e gallerie. In effetti, l'arte naif è erroneamente considerata un prodotto artistico povero o di basso valore. La genuinità di questa immatura forma d'arte è tuttavia venuta meno proprio nel momento in cui è entrata in contatto con il mondo dei mercanti, che di fatto hanno completamente svuotato la naturalezza e l'ingenuità di questa forma d'arte. In Friuli il chiasso mercantile legato a questo stile pittorico, così come lo conosciamo oggi, non ha certamente toccato le opere di Jacum Pitor, al secolo Giacomo Meneghini, nato a Cernieu di Ninis nel 1851. La storia di Jacum Pitor e delle sue opere non è certamente quella dei grandi artisti, ma vale la pena qui ricordare la sua filosofia e alcune sue opere che purtroppo va ricordato che si stanno irrimediabilmente rovinando. Molti dei suoi affreschi, tra l'altro, presentano delle stravaganti didascalie che mettono in luce tutto il suo mondo fantastico. Giacomo è nato in questa valle chiusa, che si inoltra tra i primi rilievi delle Prealpi, poco dopo l'abitato di Nimis e il torrente Cornappo. Le case del borgo sono disseminate tra i boschi che forniscono un modesto contributo all'economia della valle. Poco sopra l'unica strada che serpeggia lungo il fondovalle si nascondono tra l'alta vegetazione i resti del castello di Cernieu, appartenuto per lungo tempo ai nobili Savorgnan, che furono i feudatari delle terre adiacenti. Oggi in paese il nostro Jacum Pitor è ricordato soltanto da qualche anziano che evoca di lui poche e confuse immagini. Gli affreschi di Jacum Pitor, per quanto appartenenti ad un'arte molto povera e priva di un retroterra culturale di alto livello, sono stati comunque al centro delle attenzioni di molti esperti e critici d'arte. Le sue opere si trovano disseminate in gran parte del Friuli, nelle valli di Natisone. È stato colui che ha portato ad un livello piuttosto alto la pittura popolare del Novecento, pittura che si trovava allora soprattutto nei capitelli stradali o nelle facciate delle chiese. Santi alle finestre, li ha chiamati qualcuno, ad indicare che attraverso questi santi la gente credeva di avere una specie di assicurazione sulla vita, perché i santi proteggevano dalla peste, dalla fame e dagli incendi. Le sue opere sacre sono di gran lunga le più numerose e diffuse, rispettose dell'iconografia e di una certa impostazione ufficiale, con una ricerca di composizione simmetrica, in alcune perfino di una sorta di prospettiva. Usa ambientare i personaggi, santi, Madonne con bambino, la Sacra Famiglia, crocifissi, sotto archi sorretti da semplicissime colonnine con capitelli, per renderle solenni e decorose, dimostrando attenzione perfino nel dipingere il colore e le venature di un marmo.
Gli arrotondati rilievi dei colli orientali del Friuli sono guarniti dalle rigorose e incantevoli geometrie dei vigneti. In questa porzione collinare del Friuli, a 2 passi da Cividale e dalla Slovenia, i vigneti sono l'essenza di un paesaggio disegnato dai filari delle viti. Qui Giacomo Meneghini si è divertito in alcuni casi a tratteggiare molte immagini profane condite da simpatiche didascalie. Ed è proprio a Villa Romano, oggi di proprietà della famiglia Rodaro, titolare di una nota ed importante azienda vitivinicola dei Colli Orientali, che molti degli affreschi di Jacum Pitor si offrono al visitatore nelle migliori condizioni di conservazione. L'edificio padronale di stampo veneto, risalente al 1750, è facilmente identificabile all'apice di una modesta collina adiacente al Bosco Romagno. Gli affreschi profani sono custoditi in una sala adiacente alla cantina, in cui nelle botti di rovere vengono invecchiati i prestigiosi vini della zona. Noi Rodaro siamo i custodi di questa magnifica testimonianza di Jacum Pitor, che ha lasciato in cambio di vitto e alloggio in Villa, allora Romano, oggi Villa Romano Rodaro, lassù le sue illustrazioni. Sicuramente bisogna dire che è veramente una fortuna avere ancora intatti i suoi disegni in questa bellissima location. Jacum Pitor si divertiva a raccontare della storia e della cultura ed era un iconografo in realtà più che un artista. Infatti lui contestualizzava l'immagine e ci raccontava, anche divertendosi, di Federico Barbarossa che distrugge Tortona piuttosto che l'incendio di Mosca. Sicuramente amava tutta quella che era la religione e la Madonna in particolare. Dipinge in Friuli, nello specifico, nel Friuli orientale, dipinge sulle case, sulle osterie, ma anche in luoghi sacri come le chiesette, c'è quella di Gramogliano per esempio, piuttosto che quella di Dolegna del Coglio, dove però non abbiamo più i suoi dipinti purtroppo. A questo punto andiamo a vederne alcuni. Villa Romano Rodaro di Spessa di Cividale, fra i tanti dipinti c'è uno molto bello con Bacco a cavalcioni su una botte e sulla botte c'è scritto Barbera Bianco. Il Barbera è stato coltivato in Friuli per carità, ma in tempi dopo Jacum Pitor non ha mai avuto grande successo, però il Barbera è un vitigno che dà uva nera. Esiste però anche una vite che si chiama Barbera Bianca e che può dare un vino bianco, rarissima, sempre piemontese. Non so dove Jacum Pitor possa aver avuto questa notizia o se si sia inventato lui, ma dubito, tutto di sana pianta, anche questo nome sulla botte. Una delle zone del Friuli in cui Giacomo ha lavorato con maggior vigore è senza dubbio quella delle valli del Natisone. È un territorio montagnoso a est della regione, ammantato da fitti boschi di latifoglie in cui si riconoscono 4 distinte valli. Ciascuna versa le acque dei propri torrenti nel fiume Natisone, che scorre verso la pianura, toccando per prima la cittadina di Cividale del Friuli. In questa area si parla un dialetto sloveno. I borghi e i paesi sono oggi quasi disabitati e l'architettura degli edifici è inconfondibile. Jacum Pitor ha lasciato in questo mondo remoto moltissimi affreschi devozionali che ricordano il suo delicato passaggio nei vari paesi che lo hanno ospitato.
La pittura popolare in Friuli ha indubbiamente radici antiche. La troviamo già nel Cinquecento, quando pittori anche famosi, il Pordenone, il Blazio, il Florigerio, dipingevano santi sulle facciate delle chiese di Udine e dei paesi più importanti del Friuli. Il Settecento e l'Ottocento sono un periodo di grande espansione degli affreschi devozionali, con momenti anche particolari. Ad esempio un pittore udinese, Andrea Commetti, era stato incaricato da un parroco di un paese della Bassa di fare 3 santi in un'anconetta. Poi alla fine ha detto: avendomi il piano 2 santi sul pagato, il terzo ho cancellato. E ha cancellato per dire come questa pittura popolare si legasse pienamente con la vita spicciola, la vita quotidiana delle persone di allora, sia dei committenti che di coloro che lavoravano. Dus è un minuscolo gruppo di case adagiato su un ripiano erboso, ricamato da un'infinità di antichi terrazzamenti all'ombra del monte Mataiur. Con la gerla saliva lungamente a piedi da Cividale, portando con sé, attraverso i boschi, tutto il necessario non solo per dipingere, ma anche per sopperire a tutte le necessità quotidiane: una coperta, l'ombrello, un secchio, una scaletta, qualche sdrucito capo di vestiario. A Dus, in una tipica casa di pietra al centro dell'abitato, Giacomo ha lasciato sul pianerottolo superiore, tra scale di legno e pareti dai cromatismi accesi, delle interessanti pitture sacre impreziosite da motivi floreali di rara delicatezza e dai colori attraenti. La parte più affascinante di questi affreschi è quella che ritrae 2 diverse immagini di Sant'Antonio, di Padova e Abate. Questa di Jacopo Pitor è un'opera di particolare bellezza, semplice e armoniosa, ingentilita sui lati da 2 mazzi di fiori. Certo era molto vicino al popolo, è vero, dormiva nei fienili, si costruiva da solo gli strumenti di lavoro, chiedeva il latte alle persone per le quali doveva dipingere per poter stemperare i colori. A questo proposito ricordo un episodio particolare. Ero nelle valli del Natisone e andavo a cercare affreschi devozionali. Incontro una signora che camminava per strada, una signora abbastanza anziana, e chiedo se voleva un passaggio perché andavo a Tercimonte. Dove arriva a Tercimonte? Dico, vado a cercare degli affreschi di Jacopo Pitor. Oddio, Jacopo Pitor! Dice, pensi che dormiva nella stalla e chiedeva il latte per poter stemperare i colori. E noi avevamo poco latte e dovevamo darlo a lui. Tercimonte è un'appartata località delle valli che si raggiunge da una deviazione lungo la strada che conduce a Monte Maggiore. Prima di giungere al minuscolo e panoramico villaggio, poco dopo il bivio di Vartaccia, si incontra sulla destra un antico fienile sul quale Jacopo ha realizzato, forse in modo sbrigativo, un piccolo affresco dedicato alla Madonna col Bambino. In questi boschi, solcati da rocce carsiche, Jacopo trovava di certo moltissimi fiori ed erbe che gli servivano per realizzare i suoi colori, che ancora oggi conservano intatta la loro freschezza. Nella parte più alta di Tercimonte è ancora visibile un bell'affresco che racconta la crocefissione, in cui l'azzurro tenue e delicato del dipinto rende l'opera particolarmente avvincente.
Quello che mi ricorda a me in particolare di questo artista, Jacob Pittor, veniva nel paese perché si fermava più di qualche giorno nella nostra famiglia. Lui è venuto a imbiancare la cucina. In primavera, eravamo prima di Pasqua. Oltre a questo lui faceva quelle icone di santi, di madonne, disegnava collinette e disegnava piccole case con degli alberi. L'albero che mi è rimasto impresso non era un albero ceduo che poteva essere il castagno, il ciliegio, ma faceva un disegno di una pianta conifera che sarebbe l'abete rosso, stilizzata, che era molto bella, era semplice, non era vistosa, era leggera. E nelle stalle in particolare, che questo qui è un mio ricordo, ci aveva fatto Sant'Antonio nella colonna della stalla, che appena si entrava dentro si vedeva questo Sant'Antonio che benediva, diciamo, gli animali che c'erano dentro. Una cosa interessante, vedendo un dipinto a raschiacco di Jacob Pittor, si vedono due maiali, uno chiaro, che è il maiale attuale arrivato dall'Inghilterra, quello di color bianco roseo, e c'è vicino un maiale più piccolo di colore scuro. Siamo in un momento di passaggio tra l'allevamento tradizionale del maiale, che era all'aperto e quindi doveva essere scuro, e il maiale più produttivo che si è imposto, direi, in tempi tutto sommato storicamente recenti. Questo possiamo dedurre da un dipinto di Jacob Pittor, ma questo maiale scuro lo troviamo anche in altri dipinti, pure di Jacob Pittor, dove c'è Sant'Antonio, quello detto Sant'Antonio di Gennaio, ho detto anche Sant'Antonio del Purcit, proprio perché spesso compare assieme a questo maialino tra i piedi, e perché c'è tutta la storia del Purcit di Sant'Antonio e tutte queste belle cose che molti sicuramente ricordano. Sulla facciata di una casa nel centro del paese, Jacob Pittor ha affrescato tra due ballatoi una bella immagine della crocifissione, in cui ancora una volta gli occhi dei personaggi richiamano lo stile dei pittori medievali ed esprimono il suo modo di vedere il mondo. Nel vicino borgo di Losaz, questo affresco raffigurante la Madonna Regina è purtroppo dimenticato in una casa semi-abbandonata, un dipinto che fa rivivere il pensiero del pittore. Aveva un suo fondo di cultura, si ispirava ai grandi che traduceva poi a suo modo. Nei suoi affreschi troviamo delle volte delle scritte in friulano e delle scritte anche in sloveno, dal momento che lui lavorava in zone in cui lo sloveno si parlava. Ricorda perfino il Beato Angelico, nell'uso dell'azzurro è un riferimento audace, ma non unico. Certi occhi, addirittura, di alcuni personaggi, ricordano quelli dipinti da Giotto nella forma semplice, ma che trasmette intensità. Un'altra singolare Sacra Famiglia di Jacob Pittor è splendidamente conservata sulla parete di una casa nel centro del minuscolo agglomerato urbano di Paternelle, nei pressi di Clodice. Da Paternelle una tortuosa strada si inerpica tra i fitti boschi di faggio e di carpino, fino all'appartato villaggio di Obenetto, un pugno di case in cui molti edifici sprigionano i tratti di un'architettura semplice, arroccata su uno sperone roccioso. Tra gli angusti viottoli del paese, quasi alla fine dell'abitato, Giacomo Meneghini ha lasciato un prezioso segnale in un polittico che vede protagonisti San Martino con la sua spada e il mantello, la Sacra Famiglia, San Floriano rappresentato iconograficamente mentre spegne l'incendio e un probabile e coloratissimo San Quirino. Nel secolo scorso la vita tra queste montagne non era certamente prodiga di piatti abbondanti per lenire i morsi della fame e solo l'adattamento consentiva la sopravvivenza nelle condizioni più dure. Soprattutto nel Friuli orientale, le valli del Friuli orientale,
dove tradizione vuole venisse questo pittore, che si firmava anche Jakub Malar, perché Malar in sloveno vuol dire appunto pittore, venisse remunerato con vitto e alloggio. L'alloggio si sa che era la stalla d'inverno e il fienile durante l'estate, mentre per quanto riguarda il vitto, ovviamente non poteva mancare la polenta. Si dice anzi che più polenta gli davi e meglio poteva dipingere, poteva fare dei dipinti più duraturi nel tempo. La polenta però rappresentava solo una parte delle necessità alimentari di quel tempo e in qualche modo doveva comunque essere integrata con quello che l'ambiente poteva offrire. Le erbe, siano quelle dell'orto, siano quelle spontanee, non mancavano, quindi un piatto di minestra non si negava mai a nessuno. Chiaramente c'erano i minestroni, e chissà anche qui quanti ne avrà mangiati Jakub Pittor di minestroni, dove si tentava di dare della sostanza con delle patate e con dei fagioli. Frutta non mancava, sia perché quella fresca d'estate Jakub Pittor la poteva trovare per strada o nei sentieri, e frutta secca, chissà quante castagne e noci avrà mangiato. Con le castagne si potevano anche preparare dei piatti tradizionali. Non dimenticherei la selvaggina, anche perché è un altro aspetto dimenticato. All'epoca ho trovato delle ricette a base di carne di orso, non so in che anni sia sparito l'orso dalle valli del Natisone o delle valli del Torre, però si mangiava sicuramente carne di orso, e quello che adesso potrebbe forse far inorridire qualcuno, si mangiava molta carne di ghiro e anche di scoiattolo. Un altro curioso affresco di Jakub è visibile sulla facciata di una casa in linea a Canal di Grivaux, nei pressi di Faedis, in cui il Padre Eterno, circondato da angeli, accarezza una sfera che rappresenta la terra. E tracce del pittore si rilevano anche a Torreano di Cividale e a Casali Brischis, vicino ad Albana, nella vallata dello Iudrio. Qui una piccola cappella ricorda l'apparizione della Madonna con una serie di affreschi realizzati intorno al 1910. Possiamo considerare Jakub Pittor il Ligabue del Friuli. Oggi purtroppo la maggior parte degli affreschi devozionali è stata distrutta dalle intemperie o anche dal fatto che spesso erano stati eseguiti con tecnica non antica e quindi la pittura non ha fatto presa sul muro. Ed è un peccato, perché sono affreschi che trattano del nostro passato, della nostra vita, che sarebbero ancora in grado di insegnarci qualcosa se volessimo capire. Ziraco è un paese della pianura orientale del Friuli. Sulla strada che dalla chiesa conduce verso il torrente Malina è appena visibile su una delle ultime case una bella immagine della crocifissione. Anche se Jakub non aveva studiato, le sue opere evidenziano un personale collegamento con gli stessi temi di famosi pittori e le sue conoscenze storiche erano filtrate dalla sua personalità. Sapeva molte lingue perché sapeva lo spagnolo, il tedesco, lo sloveno, il friulano, l'italiano, ed era un uomo che viaggiava, aveva viaggiato, aveva inoltre una sorella che gli aveva dato 2 nipotini. Giacomo Meneghini ha vissuto una vita intensa, libera, viaggiando tra i colli iberici e la Croazia. Era molto libero perché faceva il burattinaio, poi il fotografo e infine il pittore. È proprio in Croazia che iniziò a dipingere e ad imparare le tecniche per riuscire a creare i suoi colori. Eccetto per il blu che comprava, tutti i colori venivano fatti da Jakub Pittor, che sapientemente raccoglieva le piante, i vegetali insomma che trovava sul territorio, li frantumava insieme a mattoni piuttosto che a sassi e riusciva così a arricchire appunto i colori nelle sue pitture.
In pianura il nucleo urbano di Moimacco nel Cividalese è caratterizzato da edifici nobiliari che si alternano a più modesti edifici costruiti con il sasso e mostra in uno di essi, proprio sulla strada principale, un aggraziato affresco di Sant'Antonio con il Bambino. Non lontano da Premariacco, nella celebrata zona del vino, Iplis mostra ai passanti un affresco conservato e restaurato con cura, che rappresenta in uno scintillante cromatismo la Vergine con il Bambino. Interessante è la rosa che con la mano sinistra la Madonna porge al Bambino Gesù. A Gagliano, sulla strada che da Cividale conduce a Corno di Rosazzo, la nicchia ricavata sul muro di una casa ospita una Madonna con Bambino. Entrambi incoronati indossano eleganti abiti principeschi e sono circondati da una luce di stelle. In certe opere si vede la gentilezza di una decorazione floreale, magari a lato di figure umane, come nel suo autoritratto col cappello e fazzoletto rossi e giacchetta blu. Le figure umane, talvolta sproporzionate, hanno gesti espressivi che, nonostante gli errori di rappresentazione, rendono simpaticamente il senso del racconto. Fiori, animali, magari mai visti, un Eden che rispecchia l'autentica semplicità del suo mondo interiore. Conserva un infantile gusto del favoloso, dell'esotico. Fra gli animali il pavone evoca un mosaico di Aquileia e quelli in rilievo visti sicuramente da lui a Cividale. In alcune sue opere ricorda perfino il candore di Marc Chagall. Nei temi profani si vede la burloneria, la stravaganza, l'arguzia eccentrica, sentenziosa, la furbizia. Alle porte di Cividale, nella frazione di Bottenicco, sono due le immagini sacre che, di fronte alla trattoria del paese, decorano un antico passo carraio. Sulla sponda sinistra del fiume Natisone, il silenzioso borgo di Leproso, proprio di fronte ad Orsaria, accoglie, vicinissimo alla chiesa, un grande affresco che riproduce Sant'Antonio benedicente a fianco della raffigurazione di una messa durante il momento dell'elevazione. Nel cuore viticolo del Coglio, nella minuscola borgata di Scrio a circa 200 metri di quota, l'antica chiesetta gotica di San Leonardo mostra sul presbiterio dei vivaci affreschi floreali di Iacum che sovrastano i santi Antonio da Padova e Giovanni Battista, a fianco di un dipinto con l'adorazione dei magi, uno dei quali, per chinarsi e a baciare il piedino di Gesù, ha appoggiato a terra la corona e il cofanetto del regalo. L'altra anima di Iacum Pittor, quella profana, ha lasciato un segno tangibile a Cividale del Friuli, nell'antico ristorante Al Monastero. È un monastero, se non proprio un monastero, una confraternita adibita all'accoglienza dei pellegrini. Ma nel 1930 prosegue l'attività di ospitalità con l'osteria alla Speranza e mentre Tilde cucinava attorno al tipico fogolar friulano, arrivava anche un piccolo personaggio alto circa 1 metro e 20, con la sua gerla, all'interno della quale c'era la immancabile scaletta, e in cambio di un piatto da mangiare abbelliva l'osteria, abbelliva anche le case, gli veniva chiesto di dipingere i santi che andavano a proteggere la casa stessa, nelle osterie si dilettava a fare dipinti più profani ed è questo il patrimonio che abbiamo nel nostro ristorante. Abbiamo una bellissima scena della caccia dove dice: la legge della caccia è per tutti, ma non sono tutti per la caccia. Nelle coloratissime scene che satireggiano i cacciatori, suoi nemici particolari come degli animali, ci sono gustosità,
come il dito del gendarme che indicava la povera lepre che sta facendo i bisogni. Valorizzava sicuramente anche i suoi dipinti utilizzando parte di quello che era il frutto della natura, anche perché da qui poi lui creava da sé i colori che poi utilizzava per affrescare appunto le pareti. In questi dipinti allegorici il pittore esprime l'ironia per la sua particolare condizione, anche attraverso una curiosa riflessione del suo essere. In vita aveva confessato di non aver mai avuto nessun desiderio più grande del suo stato, né invidia di nessuno, e per questo di aver vissuto in piena contentezza. Si autoritrae e scrive sotto: Iacum Pitor alleve abuacis del vapor. Le testimonianze di questo piccolo uomo buono sono ancora oggi nei ricordi e nel cuore di chi ha avuto modo di approfondire la sua conoscenza e che ha lasciato un'immagine di lui attraverso una fotografia o un ritratto. E questa è l'essenza del folletto che c'era in lui. Nella piazza del Duomo è stato fotografato dai suoi amici e poi c'è stato fatto questo fotomontaggio e il titolo della foto è Una volata a Cividale. E questo è un ricordo di Iacum Pitor, di una persona che lo ha conosciuto e che ha voluto omaggiarlo rappresentandolo con ciò che sapeva fare meglio. Anch'io a casa ho un quadro di Iacum Pitor. In realtà non so granché, so quello che mi ha raccontato sostanzialmente mia mamma. Mia mamma mi ha detto che questo quadro è stato portato da una vecchia zia, ha abitato con noi per lungo tempo, e che proveniva da Pavia di Udine. La storia è questa, che da bambina, quindi agli inizi del Novecento, la famiglia di mia zia ha accolto per un certo periodo questo Iacum Pitor in casa e appunto il pittore, per ringraziare loro di questa cortesia, gli ha lasciato questo quadro che da quell'anno, quindi ormai più di un secolo, sta girando nella nostra famiglia. Io ce l'ho a casa ormai da tanti anni. Bellissima questa testimonianza della signora Luigia Mitri che racconta com'era Iacum Pitor. Elle era positiv e all'ave 2-3 dis la calpiturave. Quando sei venuta a marit, lo hai chiatat ca, che venivi in d'inviar ducchi viandan. Alveva sempre il fassolet ros tor dal quel. All'impastave modon, cui sanue. Alleieve il giornal senza gli occhiai. Al contave, agli era dut incoronat di int. Allievave le mattine e allave taroie. Si onzeve di quinze mans e la barbe si petenave. Non veve mai fred. Al piave il fuoc all'aperto e al metteve sui clas un pignatut. Al faseve ogni sorte di robis, anche pantianis, notto chiave nuie, alle renet, al blecave, al strapponzeve sol, culi feminis non le veve, non crodeve alle madonne e neanche all'aldilà, nome al Signor. I dave mentutis al mio frut e i diseve, no tu has mai avonde, salveve una palanche, al chioleve bagidis e mentutis pai frus, e allor i dave inrusutis. Quan calere vecchiò, gli è vignude l'arteriosclerosi, i son vignus soi parenti a chioilu, gli han tagliate le barbe, che lui alveve una venerazione, alle muar di disperazione.